23 luglio 1994 spariva inghiottita nel nulla a Roma la 21enne Alessia Rosati, studentessa della Facoltà di Lettere della Sapienza, che abitava al quartiere Montesacro, figlia di un vigile urbano. Era una ragazza bellissima, Alessia, e molto impegnata politicamente. Frequentava un certo sociale fortemente anticapitalista e gli ambienti di autonomia operaia. Quella mattina Alessia esce di casa molto allegra, accompagnerà l'amica del cuore, Claudia, a fare gli esami di maturità, ma non farà tardi perché alle 15, quando suo padre terminerà il suo turno di lavoro, tutta la famiglia, genitori, fratello Danilo, partiranno per il paesino dell'Umbria dei nonni paterni per le consuete vacanze estive. Ad Alessia quel tipo di vacanza non va giù più da tempo, però quella volta, assicurano i genitori, aveva presa meglio di altre volte ed era serena. Ma alle 15 Alessia non è rientrata. I genitori chiamano a casa di Claudia, l'amica, per avere notizie e Claudia dice che si sono lasciate 2 ore prima a soli 200 metri da casa di Alessia ed era tranquilla. Segue senza risultato il consueto giro di telefonate agli ospedali, quindi la denuncia di scomparsa, ma le indagini non partono. Alessia è maggiorenne, sarà fuggita con qualche amore segreto, sarà lungo un colpo di scena a casa dell'amica Claudia. Arriva una lettera autografa, non vi sono dubbi che la calligrafia sia proprio quella di Ale. Alessia si scusa con la sua amica per averle tenuto segreta una sua relazione da quale adesso ha deciso di viaggiare per l'Europa. Non volendo affrontare personalmente i genitori, le chiede di farlo per lei. La lettera però contiene diversi errori che appaiono incomprensibili. Alessia, ad esempio, sapeva perfettamente che sarebbero partiti per le vacanze in Umbria quel giorno, un sabato, eppure scrive che ha la partenza fissata per il lunedì. E non mancano altre incongruenze. Alessia aveva sbagliato di proposito per far capire che se anche scritta materialmente da lei, quella lettera di commiato era stata estorta da qualcuno. I familiari di Alessia ne sono stati sempre convinti, ma le indagini non ci sono. Ufficialmente quello di Alessia Rosati resta un caso di allontanamento volontario per la disperazione della famiglia. Una improvvisa svolta nel 2015 sulla segreteria telefonica di Casa Rosati trovano un messaggio del famigerato fotografo Marco Accetti, che dice che il sequestro di Alessia rientra nella stessa logica delle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori e parla di ricatti legati ad una vicenda di fondi neri del SISDE, ma gli inquirenti non lo prendono mai sul serio. Qualche anno fa i genitori di Alessia furono convocati in procura a Roma. Un nuovo pubblico ministero vorrebbe riaprire il caso e i Rosati si illudono. È una donna e per combinazione si chiama Alessia. È un fuoco di paglia, il caso torna presto nell'oblio. Il padre di Alessia, ormai in pensione, qualche anno fa rilasciò un'intervista a sfogo. La cosa più surreale della vicenda, disse, è che sua figlia sembrava essere stata una meteora che aveva attraversato la vita senza lasciare un segno di affetto sentimentale. Nessuno l'ha mai cercata, nessun amico o amica è mai venuta a parlarci, eppure ha vissuto per 21 anni.